Diamo le Va ora idee. in onda Centro Ronchi. A te la linea, Francesco. Grazie Sveva, sempre dalla bellissima voce. Ora, abbiamo un quarto d'ora praticamente. Ora non dipende da me, l'importante è quello, dalle mie negligenze. Abbiamo un argomento molto significativo che cerchiamo di sintetizzare. Ora, sabato scorso a Padova, Matteo, che saluto e abbraccio, come sempre, ha pronunciato una frase che secondo me può avere risonanze importanti successive. Ha detto: se si vuole essere autonomisti e federalisti in Italia, come siamo, dobbiamo essere sovranisti in Europa. Qualcuno di voi giustamente mi ha detto: ma come? Tu nelle tue trasmissioni hai continuato a dire che noi non siamo sovranisti e il tuo amico e capo mi viene a dire che dobbiamo essere sovranisti in Europa. Non c'è nessun contrasto, nessuna contraddizione. La cosa è molto semplice. Sovranismo è un termine che ha due significati. Uno originario, storico, strutturale, l'altro aggiuntosi negli anni 60, per la verità improprio, ma per certi versi quantomeno diventato prevalente nel linguaggio non socialista, da parte di chi non è socialista. Mi spiego meglio. Sovranismo nasce come dottrina politica in Francia, per quello che è mia conoscenza, per carità, come per giustificare il comportamento di Napoleone III, imperatore e presidente però della Francia, nei confronti del Regno di Sardegna, di Cavour, allorché, violando in modo schifoso proprio gli accordi di Plombières, conclusi con Cavour, Napoleone III stipulò con Franz Joseph I d'Austria l'armistizio di Villafranca, interrompendo la seconda guerra di indipendenza. Il comportamento di Napoleone III fu giustificato sotto il profilo teorico, sotto il profilo pratico, perché non era nell'interesse della Francia estendere la guerra all'Europa centrale. Da un punto di vista teorico fu giustificato come la sussistenza in capo allo Stato-nazione, visto come vertice assoluto di struttura politica, di organizzazione politica, di una sovranità assoluta, cioè né più né meno che quella che avevano i sovrani assoluti, imperatori, i re, rispetto allo Stato nazionale. Lo Stato nazionale ereditava questa sovranità assoluta e quindi poteva anche contraddire quello che lui stesso aveva pattuito, aveva fatto, sia all'esterno che all'interno, nel superiore interesse della nazione. Questo è il concetto strutturale, istituzionale. Tale concetto è stato poi nel tempo ripreso, è stato ripreso da Hitler nella sua allorché ha violato i patti di Monaco e ha violato i patti di Monaco e poi ha violato anche il patto Molotov con Ribbentrop. Avevano deciso con Stalin di spartirsi la Polonia e dopo essersela spartita, un bel giorno Hitler ha attaccato l'Unione Sovietica. In base a che cosa? Un concetto, lui, nell'interesse della nazione, poteva fare quel cavolo che voleva in nome e per conto della nazione. Lo stesso concetto è stato ripreso dai sovietici, dai comunisti, dai socialisti. È stato ripreso con l'Unione Sovietica. Voi ricorderete la dottrina della sovranità limitata, era più o meno che l'affermazione della socialisti sovranità, cioè
la sovranità faceva capo a chi deteneva la fiaccola del socialismo, vale a dire il segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e il partito stesso, e quindi potevano tranquillamente prendere i carri armati e andare a invadere nel 56 in Ungheria, nel 68 la Cecoslovacchia. Questo è il concetto stesso che in una continuità con lo Stato sovietico ha assunto lo stesso Putin, il quale ha, in ragione dell'interesse superiore della Russia, ha invaso l'Ucraina. Ora, questo è il concetto in sé di sovranismo. Quindi questo concetto istituzionale di sovranismo non compete alla Lega. Noi con quel concetto lì non c'entriamo. Ditemi il contrario, se siete capaci. Ora, negli anni 60 subentra invece un altro significato che è improprio, però diventa prevalente, di sovranismo, e cioè il posizionamento politico, la direzione intellettuale e politica che va a difendere la democrazia, nel senso che va a difendere la sovranità degli stati a base democratica, popolare, quindi la sovranità del popolo, rispetto alle molteplici istituzioni internazionali che diventano sempre più invasive, che vengono a limitare sempre più la sovranità del popolo, quindi la democrazia, il kratos dei, il potere del popolo, e pure di tutti quei potentati economici, potentati finanziari, potentati a base tecnologica, che poco alla volta vanno a controllare la vita quasi di ogni singolo individuo e hanno una tendenza, un indirizzo che appare totalitario, di schiavizzazione della gente. Se tu non hai il computer, se non compili quel modulo, tu non vivi, tu non fai, tu non operi. Questo è il secondo significato di sovranismo, che è un significato improprio, tra l'altro. Ma è chiaro, a questo punto, è chiara la frase importantissima, decisiva di Matteo, il quale dice, configurando il sovranismo in questo senso, che ripeto strutturalmente è improprio, perché è quell'altro il vero concetto, in questo senso viene a questo punto pienamente coerente. Non possiamo essere autonomisti, federalisti, quindi democratici, guardare al potere del popolo in Italia, se non siamo sovranisti, nel senso di oppositori a poteri che col popolo non hanno nulla a che spartire, non hanno nulla a che vedere, che vanno a opprimere il popolo, quindi a limitare il potere del popolo. Democratos. Ecco. Questa è la spiegazione del mercato che non esiste, della possibile contrapposizione tra quel che dico io e quello che dice Matteo. Siamo pienamente sulla stessa linea, diciamo che l'unica cosa è un po' l'equivoco terminologico che sta alla base della frase di Matteo. Per questo, proprio per l'equivocità, la scivolosità del termine, io raccomando sempre ai miei amici leghisti, non usatelo. Parlate di difesa dell'identità popolare, parlate di difesa del potere del popolo, parlate di democrazia. Sovranismo, ripeto, è termine scivoloso. Perché? Perché ci è stato etichettato, da un po', proprio dalla sinistra. La sinistra, la quale è ben a conoscenza proprio per l'esperienza, l'esperienza sovietica. Teniamo conto che sono 70 e 72 anni di esperienza comunista che loro hanno, esperienza di sovranismo. Sovranismo nel senso strutturale. Cioè qualcuno che nel momento in cui, nel presunto interesse della
della nazione, del sistema comunista, deve anche contraddire quello che ha stabilito lui stesso, lo fa, che è l'abuso, l'arbitrio, sostanzialmente. Ecco, il sovranismo strutturalmente ha quel e loro ci hanno etichettati. Quando se ne parla, la questione è sempre molto equivoca, cioè si dice, voi siete gente capace di violare i trattati. Non è vero. Sovranismo, nel senso che intendiamo noi, anche se la terminologia è impropria, è proprio quello di opporsi a potentati, che siano istituzionali, che siano economici, quindi addirittura incontrollabili, come sono gli attuali potentati digitali, quei potentati che non solo limitano, ma schiavizzano il popolo. Quindi è una battaglia, la nostra, di libertà. È una battaglia di democrazia. Semmai c'è da farsi un'ulteriore domanda, e cioè, ma effettivamente di indirizzo democratico chi c'è in Italia? Chi c'è in Europa? Perché rispetto a chi combatte questa battaglia c'è in Europa una convenzio ad excludendum, cioè si escludono coloro che questa battaglia portano avanti. Battaglia in nome del popolo, quindi in nome del potere del popolo, democratos. Bene, vengono esclusi dal potere. Ma allora, chi occupa il potere in Europa, per esempio, per riferimento alla frase di Matteo, per che cosa si batte? A quale ideale, a quale concezione del potere accede? A una, non certo, ne abbiamo la prova, a una concezione che fa riferimento al popolo. È una concezione che fa riferimento a interessi più diversi. E l'abbiamo visto quando è stata approvata, è passata a maggioranza la raccomandazione su input della Presidente della Commissione europea, dottoressa Ursula Albrecht von der Leyen. Abbiamo visto quando sono stati praticamente ipotizzati 800 miliardi per un riarmo che, esaminato appena anche da più imbecille che c'è in giro, ha mica tanto senso, cioè, che debbano essere rafforzate le difese sempre di uno Stato, di un insieme di Stati, pienamente d'accordo, per carità, ma quella roba qui, oggi come oggi, fatta d'urgenza, come se si dovesse affrontare l'invasione in atto quasi da parte della Confederazione Russa, lascia perplessi, ma ancora più perplessi lascia il fatto che, guarda caso, in un'industria grandemente in crisi, nello stesso tempo vengono deliberati in un modo anomalo, del tutto anomalo, dal Bundesrat, dal Parlamento tedesco, 500 miliardi per lo stesso motivo. Quindi si ha l'impressione, non certo più che un'impressione, si ha il dubbio, che quegli 800 miliardi che paghiamo tutti servono per rimettere in piedi la Germania. Ecco, questo dopo i disastri del Green, dopo i disastri, ma anche dopo che la Germania ha approfittato delle politiche dell'Unione Europea, di quell'ente burocratico che è l'Unione Europea, falsamente fatto passare per un'unione di Stati. Ricordiamoci, non c'è un soggetto politico. Oggi come oggi noi riarmiamo un insieme di eserciti senza che ci sia un soggetto a cui rispondere, senza che ci sia un capo, ci sia un covazzittenetta. Si mettono dei soldi per riarmare singoli eserciti secondo criteri che non si conoscono. Per certo c'è qualcuno che ha deliberato che 500 di questi 800 vanno a lui, se li mette in tasca lui. Ecco, le ragioni del no al provvedimento portato in Parlamento dalla dottoressa von der Leyen, Albrecht von der Leyen, è questo, fondamentalmente, è quella roba qui. Cioè,
tu per i fondelli non mi pigli, sostanzialmente. Diverso dal no espresso per esempio dal geometra Bonelli, il quale bravissimo probabilmente a tracciare planimetrie, a progettare la cuccia del cane, non lo so, a fare il suo mestiere, però quando parla di diritto internazionale farebbe bene a cucirsi la bocca, perché quello che dice sono cose assurde. Oppure essendo il capo dei Verdi di una porzione importante dell'opposizione e con molta influenza. Bene, il pacifismo messo lì come ideale utopico non ha senso oggi. Siamo in uno stato di guerra, quindi abbiamo un'economia che sta crollando, i mercati, lo stesso Presidente degli Stati Uniti si trova davanti a una situazione degli Stati Uniti d'America, appunto, veramente difficile, molto difficile, vedo che opera in questo modo un po' da saloon, un po' da cowboy, mi pare, però tutto sommato prevedibile. Cioè, oggi come oggi siamo in una crisi di guerra, e la crisi di guerra l'avrà sentita la Confederazione Russa, ma l'abbiamo sentita anche noi, adesso la sentono anche gli Stati Uniti. Questo è il dato oggettivo. Quindi che si debba provvedere a riguardo, non c'è il minimo dubbio, ma come? E qui nello sfilacciarsi, nel modificarsi del profilo internazionale, perché le grandi istituzioni internazionali hanno dimostrato di non servire assolutamente a niente. Inerme l'ONU, inerme l'Unione Europea, diciamo comportamenti strani da parte della NATO, quindi è tutto da rivedere. Abbiamo visto la stessa inefficacia e impalpabilità dell'azione del Vaticano, della Chiesa Cattolica, che sul profilo morale e spirituale ha saputo dire molto poco. Ora, siamo in una fase di questo tipo, in cui probabilmente l'impero americano si sta strutturando e si sta ristrutturando diversamente. Era un sistema planetario che si opponeva a quello dell'Unione Sovietica, al centro là c'era al centro la Russia, c'era al centro la Russia e il Partito Comunista, di qua c'era al centro Washington, e intorno giravano in modo diverso, in funzioni diverse, i satelliti. Adesso quel sistema non funziona più. La Federazione Russa si è strutturata a rete, una rete che comprende l'Iran, comprende rapporti con la Cina, con l'India. Gli Stati Uniti devono a loro volta modificare la struttura stessa dell'impero. Una struttura stessa che ricorda, o almeno lo penso io, lo spero, un sistema federale. Quindi, se vogliamo, quindi è possibile che i popoli, anzi quasi necessario, perché avete visto che i grandi potentati hanno dovuto ritirarsi dall'alleanza con i democratici americani e passare a Trump, cioè a riconoscere che per controllare la guerra in corso, la guerra ucraino-palestinese, hanno dovuto ricorrere ancora alla presidenza della Repubblica, degli Stati Uniti d'America, quindi a un organo politico. Bene, i popoli possono tornare ad avere la loro voce, tornare ad avere quello che serve, e in questo si incastona. Io dico come un gioiello, guarda un po', la frase di Matteo: non possiamo essere federalisti, autonomisti e federalisti, quindi democratici in Italia, se non saremo sovranisti nel secondo significato, quello improprio, che controbatte i potentati che col popolo hanno nulla a che fare, in Europa. Quindi, se non saremo democratici anche in Europa, nel rispetto del potere dei singoli popoli, di quei popoli che rappresentano l'iridescente, inarrivabile bellezza, grandezza dell'Europa. Noi dobbiamo tornare a essere il luminoso faro della scena mondiale. Ci siamo distrutti con 2 guerre mondiali folle, perché sono state 2 guerre civili europee, una roba da matti. Ci siamo autodistrutti, vediamo adesso di riaccendere la lampadina e di illuminare tutti quanti.
io vi saluto Sveva dalla bellissima voce e a risentirci magari settimana prossima 10 minuti. La settimana prossima, Dio piacendo, alla stessa ora, cioè più o meno dalle 10 alle 10 e un quarto, 10 e 20 vivremo, a seconda delle necessità di questa bellissima radio e della Lega. Un abbraccio a Matteo, un abbraccio a tutti i nostri 14 radioascoltatori, un salutone a Sveva, a risentirci.